Sindaco Fabrizi, siamo alla vigilia ormai dell'11ª edizione del Palio del Bigonzo. Nelle foto l'ho anche vista proprio prendere parte alla festa. Da sindaco come vivrà questa? È il secondo anno, no? Mi sembra come sindaco. Esatto, è il secondo anno e questo è l'11° anno di questa manifestazione. Siamo partiti 11 anni fa, un gruppo di ragazzi coetanei, chi più e chi meno, gente di Radicofani, giovani di Radicofani, appassionati di storia e di tradizioni. È nato il Palio del Bigonzo per valorizzare la storia e il territorio di Radicofani. È un gioco sì inventato, ma su delle basi storiche, perché le contrade di Radicofani, le quattro contrade di Radicofani sono già attestate nello statuto del 1255. Già a quel tempo Radicofani era diviso in 4 borghi. E successivamente abbiamo coinvolto anche la contrada di Contignano e quindi siamo riusciti davvero a coinvolgere tutta la comunità sia di Radicofani che di Contignano in questo evento. Bene, tanti giovani ho visto. È vero che la manifestazione è di recente costituzione, però è anche vero che ci sono tantissimi ragazzi. Esatto, secondo me è sicuramente l'iniziativa che coinvolge più persone e più giovani che c'è a Radicofani e Contignano. Riesce davvero a coinvolgere un numero impressionante di persone tra chi si veste, tra chi corre, tra chi cucina nelle contrade, tra chi allestisce il paese. Insomma, veramente credo che un buon 50% della popolazione è coinvolta nel realizzare questa manifestazione. Questo dimostra, oltre all'attaccamento a questa iniziativa e alle contrade, ma anche l'importanza che hanno nell'attività sociale e ricreativa, insomma, che hanno in questo piccolo paese, insomma. Senti entusiasta, però le devo anche chiedere il ruolo dell'amministrazione in questa festa. Ma il ruolo dell'amministrazione è questo: il magistrato delle contrade, che è l'organo che sovrintende alle 5 contrade, e all'interno c'è anche l'amministrazione comunale, oltre alle contrade. Quindi decide il magistrato delle contrade tutto quello che gira intorno al palio ed altre iniziative delle contrade. Quindi l'amministrazione comunale, oltre a quando può finanziare alcuni interventi, è sempre di supporto in qualsiasi iniziativa, insomma. C'è tanta società del paese, praticamente tutta, perché si trova bene anche la Proloco, fa parte del magistrato delle contrade, quindi c'è la parte promozionale, la parte storica, la parte competitiva. Esatto, sì, coinvolge una fetta importante, come ho detto prima, di popolazione, perché è sentita sia l'attività, sia il palio che le contrade. Quindi è bene che tutti continuiamo a lavorare perché si migliori, insomma. Anche perché credo che le contrade svolgano un po' dappertutto, però ancora di più nei piccoli centri il ruolo sociale non da poco, perché i ragazzi rimangono qui, si divertono qui, crescono e coltivano queste tradizioni, le riscoprono quasi. Esatto, sì, e la fetta dei giovani che sono impegnati nelle contrade è veramente alta, e l'attività non si ferma chiaramente solo al palio. Le contrade svolgono un'attività durante tutto l'anno. Voglio solo ricordare l'iniziativa della competizione dei presepi durante le festività di Natale o da altre iniziative. Quindi è un'attività che viene svolta durante tutto l'anno, che coinvolge davvero tutto l'arco dell'anno, insomma.